Giurista, ti prego Francesco. Grazie profondamente intanto per avermi dato la possibilità di parlare di questo mio lavoretto senile qui in questa sede. E un grazie specifico lo devo anche al collega Luigi Garofalo, che ha accolto il lavoro in una collana da lui diretto nell'ambito di una sua operosità formidabile. La perdita del sacro è fenomeno difficilmente contestabile nella cultura contemporanea. Recentemente un professore della Cattolica, Sequeri, ha scritto un libro dal titolo molto provocatorio, Addio, addio, con punto interrogativo. Per intenderci, io il sacro lo penso come una dimensione che esorbita il campo dei fenomeni, sta fuori e non è condizionabile dai fenomeni. La perdita del sacro lo intendo come quel fenomeno per cui il riferimento a questa dimensione diventa via più superfluo, inutile, addirittura fasullo quando si tratta di organizzare l'esperienza personale o individuale. L'origine della perdita del sacro è risalente, non potrei certo farne qui la storia. Mi permetto di invitare quelli che mi stanno ascoltando così gentilmente a riflettere su un punto della nostra storia culturale, il punto in cui si è creduto di dare la dimostrazione dell'esistenza di Dio. La dimostrazione uccide immediatamente l'assolutezza di ciò che viene dimostrato, perché se Dio è la conclusione della dimostrazione, vabbè, è come un teorema, appunto, si può fare, non si può fare, l'unica cosa ferma, l'unica realtà prima non è Dio, ma la dimostrazione, c'è la capacità di dimostrare. E questa è stata una vicenda che ha percorso forse più di 4 secoli della cultura europea, per cui a poco si ritrova bene. Dio non è un'idea giusta, per carità, però se ne può fare anche a meno, ma in fondo è tutto superfluo, ma addirittura è falsa, quando si è trovato che la premessa da cui parte la dimostrazione è una premessa fasulla. Questa perdita del sacro nell'Ottocento è documentata, direi, con angoscia. Un'angoscia perché si pensa che la perdita del sacro nell'esperienza conduca la società in braccio alla pura violenza. E questa perdita del sacro è stata documentata da scritti da filosofia, saggistica, poesia anche. E io ho scelto un terreno non usuale per documentare questa perdita, cioè il terreno del melodramma, a cui di solito, ma molto a torto, non si fa credito di avere densità di pensiero. 1800 e poi i primi 900. Si parla di melodramma nell'Ottocento, non si può non parlare immediatamente di Giuseppe Verdi, questo immenso compositore, tanto eseguito e tanto mal eseguito, lo dice Riccardo Muti, non mi permetterei. E quindi proprio perché mal eseguito non se ne comprende fino in fondo la grandezza. Verdi nel corso del suo opera primotura, diciamo a partire dai 37 anni in poi, sviluppa una sua visione del mondo che potremmo chiamare di anarchia metafisica. Si tratta di questo. Verdi reputa che qualsiasi potere, non solo quelli maestosi, imperiali, assoluti del passato, ma anche quelli domestici della vita di tutti i giorni, contenga in sé un falso, perché pretende in quanto potere una irrefragabilità che non spetta a nessuna volontà umana. Prendiamo 2 punti, nel libretto ne ho ricordati molti altri, ne prendiamo 2. Uno emblematico, il Don Carlo. Don Carlo è una tragedia che i librettisti letteralmente vessati da Verdi, che voleva che scrivesse in una certa maniera e non un'altra, traggono da una tragedia di Schiller. Nella versione italiana in 4 atti, la tragedia comincia in modo molto significativo con la voce di un monaco misterioso che dice grande Dio Sol. Poi al centro c'è il grande duetto tra Filippo II, l'imperatore di Spagna, e il grande inquisitore. Tutti e due sono convintissimi che il potere non può essere un potere assoluto, che non ammette nessuna istanza liberale. Divergono sul modo di realizzarlo, ma non si mollano, perché uno ha bisogno dell'altro. Il finale è molto diverso da come l'aveva immaginato Schiller. Qui c'è proprio la mano di Verdi pesantemente sua.
Nel finale, Don Carlo, che era il figlio dell'imperatore, che era apportatore di istanze liberali, proprio nel momento in cui sta per essere arrestato, viene rapito da un potere misterioso che lo porta da un'altra parte. Come a dire chiaramente, guardate che il potere assoluto non sta a voi, sono io. Ma c'è anche una critica, perché Verdi è anarchico fino in fondo, anche alle visioni liberali di Don Carlo, perché gli dice quella libertà che tu credi di realizzare su questa terra, nella vicenda di voler realizzare nelle terre di Fiandra, non c'è, sai, qua su questa terra non la trovi, la trovi solo presso di me. Un altro punto di Verdi, a mio avviso molto interessante, meno ovvio, è il Falstaff. Ma il Falstaff è una commedia, è stata tratta da un lavoro non riuscitissimo di Shakespeare, e i poteri che qui si scontrano sono proprio poteri da poco, poteri molto domestici. Il capofamiglia Ford che vuole controllare la moglie e che vuole che la figlia sposi chi vuole lui, e poi il potere di due bravacci che credono di contare qualcosa perché hanno una spada al fianco, il falso potere seduttivo di Falstaff, che più che un potere è un preteso potere. Insomma, alla fine tutto si sistema, e tutto si sistema per opera della intelligentissima Alice Ford, la moglie del padrone di casa, la quale sbertuccia il marito, ridicolizza Falstaff, fa sposare la figlia che vuole lei e non che vuole il marito, e insomma, però tutti accettano volentieri questa conclusione. Ma allora tutto bene, tutto tranquillo, cosa c'è? Alla fine dell'opera i personaggi vengono sul proscenio e cantano "Tutto nel mondo è burla". L'uomo è nato bullone, e vabbè, lo cantano su una fuga, cioè assumono come struttura musicale quella fuga che è la struttura tipica della musica liturgica e religiosa. Come a dire chiaramente, le vostre piccole beghe sono delle stupidaggini, ricordatevi che c'è ben d'altro e ben al di sopra. L'altra grande colonna, si posso dire, dell'Ottocento è Wagner, ma vado a Wagner passando per Boito. Insomma, questo passaggio mi è giustificato dal giudizio che il grande critico Paolo Isotta ha dato di Boito, quando ha detto Boito non è un genio come Verdi, io aggiungo neanche come Wagner, però è pur sempre un genio. Fra enti incommensurabili è difficile fare un confronto. Boito, parlo del Mefistofele, un'opera che dopo la seconda rielaborazione dell'autore ebbe una fortuna enorme ai primi del Novecento, poi è stata criticata, poi è stata dimenticata, recentemente è stata ripresa in due centri importanti, Venezia e Roma. È ripresa dal Fausto di Goethe, ma con delle peculiarità però. Chi è Mefistofele per Boito? Mefistofele per Boito è la tecnica, che lui già conosceva nei suoi primordi, nel suo primo sviluppo. È in genere la potenza del fare. Non è atea la tecnica, non gli importa niente di Dio, perché un'idea che sta là, ci può essere, non ci può essere, l'importante è il fare ci pensa la tecnica a fare. E infatti Mefistofele sfida Dio, dice, oh beh, questo è pure là, guarda, ti faccio vedere io cosa so fare, ti seduco il tuo servo più fedele, il Faust. Sì, ma nel suo percorso Mefistofele incontra due cose su cui non riesce a mettere le mani. Non ci può fare niente. Uno è l'amore disinteressato di Margherita per Faust, e l'altro è l'arte e la bellezza esemplificati dalla figura di Elena. Il finale dell'opera è diverso da quello di Goethe. Intendiamoci subito, in Goethe ci sono 100.000 cose che non ci sono in Boito, ma in Boito ce n'è una però, specifica, che si vede nel finale. Faust constata i limiti del fare e vede in questi limiti la traccia di una realtà che non si presta a essere manipolata, e con questa si volge al cielo e si salva. Me baluardo all'Evangelo. Wagner, potrei dire che tutta l'opera di Wagner è pervasa dal problema del sacro. Comunque, tanto per dare indicazione alla presentazione, mi fermerò sulla prima e sull'ultima, il Lohengrin e il Parsifal. Il Lohengrin non è la prima opera che ha scritto Wagner, ma è la prima in cui mostra uno stile caratteristico.
E il protagonista è un cavaliere misterioso, il quale si presenta a difendere le ragioni di Elsa di Brabante, accusata ingiustamente di aver ucciso il fratello, sostiene un giudizio di Dio per il suo favore, lo vince, viene proclamato dal re protettore del Brabante, insomma, tutte queste, e si propone come sposo di Elsa, tutte queste cose a una sola condizione che lui pone subito come si presenta: voi non dovete mai chiedere il mio nome. Ma non può essere detto questo nome, perché rappresenta una realtà che quando la si nomina, cioè la si circoscrive nell'ambito della conoscenza, sfugge, sta al di fuori. Ogni circoscrizione è una limitazione ed è un rinvio ad altro. E infatti questo succederà nell'opera, quando attraverso delle trame, non a caso, governate dagli adoratori dei dei falsi bugiardi, dovrà dire il suo nome, e lui lo dirà, ma dovrà anche andarsene. E lascerà di sé soltanto memoria della sua figura, delle sue imprese, delle sue parole, figura chiara del Cristo, non c'è nessun dubbio. Con quest'opera Wagner propone però ai suoi contemporanei anche un modello storico. Cioè lui dice, tedeschi, se volete trovare le ragioni della vostra grandezza dovete ritornare ai grandi valori del Sacro Romano Impero della nazione germanica. Infatti è ambientata là, anche se adesso invece si ambienta nelle latrine, non si sa dove, beh, non importa. Questo richiamo storico viene di fatto dimenticato, quindi superato e cancellato con l'ultima opera, il Parsifal. Parsifal è una figura che ha degli antecedenti molto illustri prima di Wagner, soprattutto nella letteratura che sta tra il XII e il XIII secolo. 50 anni compaiono non meno di 5 opere in prosa e in poesia su Parsifal. Poi lo riprende Wagner. Chi era il Parsifal del XIII secolo? Era l'uomo nuovo, cioè l'uomo il quale avviava un percorso di fede e di gloria, non perché appartenente a un ordine monastico, un ordine religioso, un ordine feudale, un ordine politico, ma affidando le proprie capacità di intelligenza e di volontà. Questo era il Parsifal. Quando 6-7 secoli dopo, Wagner lo riprende per dirci quel Parsifal là ha fallito, non è andato da nessuna parte. Cioè, qual è la conclusione? La conclusione è una Chiesa senza carisma, senza grazia, è una società che ormai è governata soltanto dal potere e dal denaro. E queste due raffigurazioni sono i due siti in cui si svolge l'opera di Parsifal, cioè il castello di Monsalvat, che è il castello dove i cavalieri del Graal si riunivano e celebravano i loro riti, che è un castello vuoto ormai, nel senso vuoto di grazia, nel senso che lì non accade più quella rappresentazione mistica che accadeva prima ogni venerdì santo. Perché non accade più? Perché hanno perso la lancia di Longino, cioè la lancia che aveva colpito il costato di Cristo, e questa perdita li pone in disgrazia. Dall'altra parte c'è il castello di Klingsor, mago, nemico, fatto di illusioni, di seduzioni, e che è riuscito a impossessarsi della lancia di Cristo. Parsifal va da Klingsor e vince, e non si lascia prendere dalle seduzioni, non per un senso moralistico dicendo che brutta roba che è questa, ma no, per una cosa molto più profonda, perché lui capisce la falsità della costruzione e capisce che le seduzioni di Klingsor non aiutano l'uomo, lo degradano, e ha nello stesso tempo una compassione, non è un moralista che condanna, ha una compassione enorme, un senso di profonda compassione per chi è caduto nelle spie di Klingsor. E questa comprensione riducono in cenere il castello di Klingsor. E Parsifal si impadronisce di nuovo della lancia e torna al castello di Monsalvat, e là porterà la redenzione. Si è scritto molto sul Parsifal, ma è una favola cattolica malmessa, ma no, è un pasticcio ideologico, c'è dentro delle robe arabe. Sono, perdonatemi di dirlo, per quello che ho potuto studiarci sopra, delle merite stupidaggini. Perché chiaramente, certo che non è un'opera cattolica, non è un'opera confessionale, anche se approfitta di figure cattoliche, religiose e anche arabe ci sono dentro, ma perché il discorso è un discorso sul sacro in sé, indipendentemente da come venga istituzionalizzato nelle religioni positive. Vi parrà strano che faccia un salto a Puccini,
Mamma mia, calma. Noi facciamo a Puccini una domanda. Chi è Turandot? Turandot è la principessa che tagliava la testa ai suoi pretendenti se non risolvevano 3 enigmi. Calaf la vuole. Calaf per arrivarci attraversa 3 stati sociali. Il popolo, non visto bene, musicato benissimo ma non interpretato molto bene. Lo strato della burocrazia, le 3 maschere, lo strato della custode della tradizione, tutti lo scoraggiano e lui va avanti lo stesso. Usa la ragione, infatti lui risolve i 3 enigmi, ma neanche così otterrà la Turandot. Allora sfida Turandot e dice, va bene, io mi farò uccidere, si dirà il mio nome, se scoprirà il mio nome. Nell'incontro finale Turandot svela molto chiaramente chi è, non si dice mai, ma è bellissimo il libretto di Simoni Adami, cioè io sono sacra. E il sacro non si trova nelle tradizioni popolari, non si trova nelle amministrazioni, non si trova neanche nella tradizione culturale. Il sacro si trova solo quando si ha il coraggio di esporsi e di consegnarsi inermi, sperando che il sacro si pieghi su di noi. Stupenda metafora. Concludo con... ho tempo ancora? Sì. Metti più vicino là perché... Sì. Concludo con Stravinsky, che io reputo uno dei più grandi compositori, anzi il più grande del Novecento, uno dei più grandi dell'umanità. Vabbè, io ho una passione speciale per Stravinsky. L'unica no, non è l'unica, ma insomma l'opera più importante che ha scritto è la carriera di un libertino, o meglio sarebbe dire il destino di un libertino. Per farla breve, lui riprende il mito di Faust. Anzi lo fa riprendere. Guardate che questa è l'unica opera in cui il libretto è stato interamente scritto da un altro. Le altre opere sono stati tutti con interventi diretti del musicista, quindi non tiriamo fuori la cosa che il musicista non sa cos'è il libretto è diretto dal musicista. Questo no, però se vi fidate c'erano stati intercorsi un sacco di lettere tra Stravinsky e Oden, che è il librettista, per cui Stravinsky sapeva quel che faceva e gli andava molto bene. Allora si riprende il mito di Faust, secolarizzato così un po' alla bonacciona. Faust qui è un certo Tom, un giovane di campagna, il quale è amato da Anna, a un certo momento viene irretito da un tal Shadow, il diavolo, il quale si presenta come un signore distinto che gli annuncia che ha ricevuto una grande eredità e che lui lo guiderà ad incassare l'eredità e a godersela. La faccio breve, naturalmente succede tutto il contrario. Tom si arriva al punto finale del melodramma con Tom che è assolutamente insoddisfatto e non ha il becco di una lira. La scena si svolge in un cimitero e guardate, è una delle scene più drammatiche che mai siano state scritte in musica, con pochissimi suoni, perché tutto per sottrazione. Shadow dice adesso mi devi il mio compenso, la tua anima. E poi, preso da una falsa compassione, dice guarda, però ti condono il debito se indovini 3 carte, che io starò da un mazzo. Tira fuori le 3 carte attraverso una serie di rimandi simbolici, piacerebbe parlare un'ora solo di quelli, ma non lo faccio. Tom indovina le 3 carte. E Perbacco, colpo di scena, Shadow dice, a me cosa me ne importa della tua anima? Non ci credi neanche tu, non ci credete neanche voi. Cosa volete darmi? Non ci credete neanche voi. E io mi prendo l'unica cosa in cui credete voi, che è il vostro intelletto, le vostre capacità che fanno ridere. E se ne va. Colpo di scena, Tom è in un manicomio. Vaneggia. Ma vaneggiando si crede Adone. Altra metafora bellissima, una società che senza sacro si crede bella ed è folle. Lì viene visitato da Anna, quella che l'aveva amato, che rappresenta la fede, e non riesce a venirne fuori, se non riesce a stabilire una comunicazione. Altra metafora bellissima, perché il contrario della fede non è la ragione, è la follia. Colpo di scena finale, tutti i personaggi si presentano sul proscenio e dicono la morale della favola. Bellissimo quello del diavolo. Dice, ma in questa società anche a me, io vorrei non esistere. Ma cosa volete fare? Finché c'è della gente pigra e ingenua, a me tocca fare il mio. Come dire, cari miei, nella vostra società l'unico demoniaco è la improduttività, ma siete matti. Vabbè, potrei concludere adesso.
sono stato preso dalla meraviglia e dalla profondità di questi messaggi e non so se sono riuscito a tradurne l'importanza. Il melodramma oggi gode una buona salute, nel senso che ha fortuna mediatica, viene rappresentato radio, televisione, fortuna critica, ma è sconciato, ridotto male, a causa di una serie di registi ignoranti e supponenti. E io non darei questo giudizio così duro se prima di me, con ben altra competenza, con ben altra capacità, non avesse detto cose anche peggiori il grande maestro Riccardo Muti. Non mi permetterei, ma accetto fino in fondo quello che dice. Il mito non si attualizza. Impariamo dai nostri padri greci, i quali da una tradizione spesso orale costruivano sulla scena un mito che non era una scena dell'esperienza comune, era un racconto costruito apposta perché potesse dire a tutti e per sempre qualcosa. Quindi il mito non si attualizza, l'attualità del mito è legata, è racchiusa nella estraneità al mondo dell'esperienza. Se tu buchi questa estraneità e lo vuoi rendere attuale, fai una fesseria ciclopica. E così abbiamo visto Bohème ambientata in una casa di piacere, Mefistofio ambientato in un'infermeria, Sconcio di tutti i sconci, Parsifal ambientato in un gruppo di reduci della Seconda Guerra Mondiale. Il mito non si attualizza, perché la sua attualità sta proprio nell'estranità all'esperienza. Finisco. Siccome devo finire, ho preso una frase grande, che non è mia, che è l'ultimo verso del Parsifal, redenzione al Redentore. Sono state scritte qualche biblioteca sul significato di questo verso. Io non ho la competenza per dire qual è l'interpretazione più giusta, però posso dire quella che mi piace di più e ve la ripropongo. Per me è questa. La redenzione, cioè il riscatto dell'uomo dalla prigionia dei fenomeni, è già avvenuta. E questa redenzione rende capace ognuno di noi, indipendentemente dalle chiese, dalle religioni positive, dai momenti culturali, rende capace ognuno di noi di essere redentore, di essere l'annunciatore di questa realtà che esula dal tempo e non è prigioniero della morte.